4 bandi per un totale di 35 milioni di euro per sostenere la competitività delle imprese agricole siciliane. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale della Regione ha pubblicato gli avvisi relativi al piano strategico della PAC relativi agli anni 2023-2027. 5 milioni di euro sono destinati alla promozione dei prodotti di qualità verso i consumatori e gli operatori del mercato europeo attraverso il bando denominato Intervento RSG10. L'obiettivo è informare sulle caratteristiche nutrizionali delle produzioni agroalimentari, evidenziando i vantaggi ambientali legati all'utilizzo delle tecniche di produzione sostenibili. Il bando punta anche a favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole. Per la diffusione e la condivisione delle conoscenze, l'innovazione e i processi di digitalizzazione in agricoltura è stato pubblicato il bando denominato SRH06 Servizi di Back Office. La dotazione finanziaria è di 1,5 milioni di euro e servirà a sostenere i servizi di back office per fornire le informazioni e i supporti sull'uso delle risorse naturali, l'acqua, il suolo, l'aria, o di eventi atmosferici e cambiamenti climatici, di problemi connessi ai settori zootecnico, forestale, produzioni vegetali e condizioni dei mercati e la gestione dell'impresa. 7 milioni e mezzo invece le risorse destinate all'apicoltura con il bando 2024. In particolare il provvedimento vuole contrastare il declino degli impollinatori sostenendo le pratiche di apicoltura che tutelano la biodiversità. L'avviso è rivolto a quegli operatori che praticano l'attività apistica in aree particolarmente rilevanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. Quindi il quarto bando relativo all'intervento benessere animale che con 21 milioni di euro incentiva le pratiche di allevamento sostenibili che assicurano minore stress, sofferenza fisica agli animali, un'alimentazione adeguata, minori emissioni e una migliore gestione dei reflui e delle deiezioni.